buon pomeriggio, la biretta delle 17, siamo in casa, piove, quindi noi siamo qua. Buon primo maggio a tutti, allora dedichiamo una barzelletta poi ai lavoratori. Questa è una barzellettina che praticamente potrebbe andare bene per no, questo primo maggio, ed è che questo qua senza lavoro legge sul giornale: signori, si danno 100 euro in Ungheria, 100 euro per chi ogni volta che uno va là, fa l'amore, le danno 100 euro. Dice: femmine, prepari gli svalizi, che io voi là, 100 euro, va via, che mi danno bes là per fare là. Prepara le valigie, che di là che sono senza lavoro là e danno 100 euro ogni volta che tu fai l'amore là, via via. E lei prepara la valigia anche per ley, insomma, femmine, io che sì, là ci rindomeon, no? Ma tu non tu pensi, no, ma io vengo a Viodi, ci mu fatto a vivi con 100 euro al mese, signori, una roba rapida, veloce. Vi ricordo, adesso fa poco, alle ore 18, sulla fanpage Galant Tennis, c'è una direttina con due amici, tre, della Sai l'ultima, facciamo una mezz'oretta, 40 minuti di risate, spettacolo vergognosissimo. Una roba e un'altra veloce che mi è venuta in mente, no? Sai che ho un cagnolino, io ho Berto, è un cagnolino piccolino, e c'era questo qua, questo qua con cagnolino, poverino, era senza zampe, lo teneva, lo accarezzava, e tutte le ragazze: oh, che bel cagnolino, come mai senza zampe? Poverino, senza zampe, è andato sotto una macchina senza zampe, poverino, tutti che lo accarezzavano, lui teneva, sai, lo teneva sempre in braccio, così colà, poverino, così colà. Ma come si chiama? No, non ha nome. Ma come non ha nome? No, non ha nome, tanto anche se lo chiamo non ritorna. Signori, un saluto vergognosissimo, ciao, ciao, ciao.